Questo servizio è offerto da Ricky, prima intervista tra l'altro in bianco-celeste, oggi prima partita di campionato, come l'hai vista? Abbiamo fatto una buona partita, probabilmente siamo stati sfortunati negli episodi e non siamo riusciti a far gol, purtroppo, però è un buon inizio e dobbiamo continuare su questa strada. Sì, ti hanno apprezzato molto la difesa, effettivamente avete rischiato pochissimo a parte nei tempi di recupero. Sì, dobbiamo ancora perfezionarci, però stiamo oliando i meccanismi, il mister sta lavorando molto bene con noi nella fase difensiva, dobbiamo solo continuare così, anzi migliorare ancora e vediamo che succede. Treviso quindi ci può stare tranquillamente in eccellenza e dire la sua su questo girone che sarà difficile, soprattutto ecco, tipo campi come questo non sarà facile far punti, quindi è un buon punto questo. Sì, ripeto, siamo stati sfortunati e forse i 3 punti erano sicuramente un bottino più importante, però l'importante è muovere la classifica. Abbiamo iniziato il campionato oggi, è lungo, lunghissimo, quindi vediamo di domenica in domenica cosa può capitare. Senti, ne approfitto visto che ti ripeto è la prima volta che riesco a intervistarti, come ti trovi a Treviso? Sei arrivato praticamente alla fine della preparazione, le tue impressioni, anche oggi insomma bella cornice di pubblico, tanti tifosi a seguito, quindi insomma ti senti orgoglioso di vestire questa maglia? Beh, per me da trevigiano abito a Quinto, quindi più orgoglioso di me penso che ce ne siano pochi. È un onore vestire questi colori e mi trovo da Dio sia con il gruppo e poi la città, la mia città, quindi daremo il massimo e darò il massimo per questi colori. Levami una curiosità, a me è vero che quando si entra in campo e cominciano a fare i cori tifosi vengono i brividi? Io canto con loro qualche volta, quindi ti dà quella carica in più, quello sicuramente. Bene, allora pronti per il Martellago, insomma, debutto interno, magari con una vittoria finalmente? Speriamo, daremo il massimo sicuramente e vediamo cosa esce dal campo.